E allora, buongiorno da Omnibus, benvenuti al dibattito, all'approfondimento. Ieri, a un certo punto della giornata, Palermo davvero è sembrata al centro del mondo per una serie di vicende. Ricordiamo, oggi sono 20 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'uccisione del giudice Paolo Borsellino, oggi alle 16:58 nel pomeriggio la commemorazione, ma al di là di questo, della commemorazione e comunque di tutte le polemiche che ruotano intorno alla presunta trattativa, la trattativa tra Stato e mafia, lo scontro che c'è stato e che è in corso tra la Procura di Palermo e il Quirinale. Poi dicevamo, ieri c'è stata un'accelerazione a Palermo con il senatore Dell'Utri che dalla sede del Tribunale rilascia dichiarazioni riguardo alla nuova inchiesta che lo riguarda, anche qui l'accusa è un'estersione nei confronti di Berlusconi, e poi lì vicino dal Palazzo della Regione il governatore Lombardo che sparava a zero un po' contro tutti, contro il governo e il possibile commissariamento della regione, contro la Confindustria locale, contro gli alleati, insinuava complotti. Insomma, tutta una serie di dichiarazioni, dicevamo appunto, che ha portato Palermo al centro dell'attenzione del mondo per la crisi economica, politica. Quindi, partendo da Palermo, possiamo tranquillamente arrivare a Roma e alla discussione sulla politica e l'economia a livello nazionale. Ne parliamo. Buongiorno all'onorevole Paolo Gentiloni del Partito Democratico, buongiorno a Giancarlo Galan del Popolo delle Libertà. Buongiorno Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC. Mi aiuteranno a movimentare il dibattito, a fare le domande Arturo Diaconale, direttore dell'Opinione. Buongiorno. Buongiorno a Enrico Cisnetto, buongiorno, qui a Roma. Da Milano Peter Gomez, direttore di ilfattoquotidiano.it. Diciamo, Gentiloni, ieri Palermo partiamo dalle dichiarazioni di Lombardo. Il PD, tra l'altro, sta uscendo, insomma, ha appoggiato secondo l'altra parte, il centrodestra con un'opposizione, ma insomma ha appoggiato il governo di Lombardo. Ieri Lombardo parte. Cosa ne pensa delle sue dichiarazioni e in particolare anche della possibilità del commissariamento invece evocato in questo caso dal Presidente del Consiglio della Regione Sicilia? Ma il PD innanzitutto ha abbandonato l'appoggio a Lombardo, ma certamente ha sostenuto per una certa fase il governo regionale di Lombardo, immaginando che potesse essere un passo avanti. Direi che l'esperienza ha dimostrato che così non è stato. Le dichiarazioni di ieri di Lombardo sono imbarazzanti. Il modo in cui ha reagito, ad esempio, alla denuncia che aveva fatto il vicepresidente della Confindustria, Ivan Lobello. Poi ho visto che Lombardo ha ritrattato, ma era evidente il riferimento. Mi sembra che Lombardo abbia detto che chi chiede le cose che aveva chiesto Ivan Lobello può andarsene a morire ammazzato. Espressioni che francamente, soprattutto in Sicilia, non dovrebbero essere mai utilizzate, e men che meno nei confronti di Lobello. Si dimetterà, non si dimetterà? Io prevedo sinceramente che lo stesso Lombardo abbia un interesse a dimettersi e ad andare alle elezioni anticipate ad ottobre. Quello che mi preoccupa e credo debba preoccupare tutti è qual è la vera condizione economica, al di là dei fatti di costume, le nomine, i mega stipendi, le raccomandazioni, ne sono uscite di tutti i colori sulla Sicilia nelle ultime settimane. Però quello che invece deve preoccupare soprattutto è quali sono le vere condizioni del, virgolette, buco finanziario che abbiamo in Sicilia. Qualcuno dice abbiamo una Grecia in casa, qualcun altro sostiene che potrebbe esserci stato un utilizzo per spesa corrente, anche per spese correnti le più varie, di fondi comunitari.
E questo naturalmente, io so che il ministro Barca sta facendo delle verifiche in queste settimane su questa questione, ma questo potrebbe essere anche nell'attuale contesto europeo un problemino non da ridere per il nostro Paese. Quindi ho visto che ieri il governo nazionale ha minimizzato dicendo che non ci sono rischi di default immediati, però certamente abbiamo improvvisamente scoperto, e lo abbiamo fatto nel ventennale della strage di Via D'Amelio, che c'è un problema politico-economico colossale in Sicilia. Il PD ha cambiato rotta, finalmente, dico io, e adesso si tratterà di costruire un'alternativa molto rapidamente, visto che con ogni probabilità si va a votare in ottobre. Galan, ieri Lombardo ha quasi rivendicato quello che adesso con gli sprechi, cioè l'assistenzialismo, ha detto io la macelleria sociale non la faccio, io i dipendenti pubblici a casa non li mando, sprechi lo dite voi, questa è gente che assume, il buco non c'è, lo Stato ci deve un sacco di soldi, tutto all'attacco. È sconcertante, fra la mia... Diciamo, visto che abbiamo detto, il PD l'ha appoggiato, il PDL pure, cioè Lombardo... Ma hanno fatto tutti il peggio che si potesse fare, perché Lombardo, lo ricordo, è stato eletto col PDL, poi hanno fatto il ribaltone e ha governato col PD. Quindi diciamo, nessuno immune, diciamo che il PD qualche colpa in più ce l'ha, perché è coinciso con la parte peggiore del suo governo. Ma dicevo, fra la mia Cinto Euganeo, una cittadina sui colli Euganei vicino a Venezia, e Palermo ci sono 1200 chilometri di distanza. Ecco, ieri mi sono sembrati 50.000. Sembrava davvero di essere dall'altra parte del mondo. Tre fatti. Un magistrato che accusa Dell'Uteri, guarda caso il giorno dopo che Berlusconi dice di tornare a giocare la sua partita, lo accusa di estorsione nei confronti di Berlusconi. Insomma, ma per piacere, tutto è possibile a questo mondo, ma viva Dio. Secondo, è la ricorrenza triste, magistrati uccisi con 100 kg di ritorno. Ecco perché dico lontano. Poi quello che è paradossale, sconvolgente, un presidente di regione eletto con una parte politica che continua a governare che con l'altra, che compie sprechi su sprechi e si discute se si deve dimettere o meno. Ma fosse successo a me una cosa del genere, non ci sarebbero stati problemi di dimissione, ma avrebbero fatto una mozione votata dal 100% del Consiglio regionale. E poi quello che è inaccettabile, proprio per davvero inaccettabile, è questa storia dei 400 milioni. Adesso non si tratta di fare il nordista o ma è inconcepibile. E questo per davvero, la gente delle mie parti, e non soltanto delle mie parti, non lo sopporta più. È davvero inconcepibile che in uno Stato si paghino le incapacità di altri. Noi non siamo più disposti a farlo. Ecco, perché quando si parla di due Italie, è proprio per davvero vero. Parlo non solo dei veneti, ma parlo di tanti altri. Palermo, Catania, Napoli. E questi 400 milioni, questo veramente non è più sopportabile. Io credo che darà origine a gravissime conseguenze di natura politica, senz'altro, ma credo che questa sia la strada più sbagliata che possa esistere. Due Italie, Galan, voi avete governato, adesso c'è il Presidente del Consiglio Monti da pochi mesi, ma insomma centrodestra ha governato lo Stato nazionale e le regioni e anche le amministrazioni locali, cioè parlare di due Italie per chi al governo c'è stato e prende atto adesso, come è potuto succedere? L'abbiamo sempre avuto questo certo, però insomma... Che in Italia ci sia un modo di governare che non è del centrodestra o del centrosinistra, che è un modo di governare allora mettiamolo su diverso. Io non ho dormito, al governo e prende io avevo atto 26 che ci sono 2 anni. milioni di passivo nella sanità, non ho dormito per notti. Comunque la Sicilia è la regione dell'Emplan del centrodestra, per ricordarci. Sì, una volta, adesso è cambiato, no? 100% di eletti centrodestra. Ma non è stato sempre così, e comunque il governo regionale era un governo di centrosinistra. Ma non parliamone come se stessimo parlando della crisi della Toscana o di una regione rossa. Difatti la Toscana o l'Emilia non andranno mai su questi, sono il primo a sostenerlo, neanche il Veneto e la Lombardia. La Lombardia negli ultimi 2 o 3 mesi i conti qualche problema
problema l'ha solo avuto. a posto. Il problema è per davvero un diverso modo. Ecco, qual è il modo di ottenere consenso? La clientela. I forestali che ci tengo sempre, non è il corpo forestale dello Stato che ha meno dipendenti di quelli che sono i vigili urbani a Roma. Ecco, ricordiamoci, sono gli operai forestali, le assunzioni clientelari da parte della Regione e non soltanto della Sicilia, ma lì il modo di governare, di ottenere consenso è quello di aumentare la spesa pubblica. Ecco, dalle altre parti no, soprattutto la bestemmia più grave è avere uno statuto che consente un'autonomia assoluta, con la quale Veneto, Emilia, ma tante altre regioni offrirebbero condizioni di vita ai cittadini migliori di quelli della Svizzera. Ecco, vedere un'autonomia di questo genere sprecata, insultata, offesa è per davvero una bestemmia. Questo ci porterebbe anche a valutazioni sul federalismo e come farlo, va bene, ma io volevo andare, visto anche che qui non abbiamo rappresentanti della Lega, diciamo... L'autonomismo è cosa diversa dal federalismo. certo, però diciamo il principio di guida più o meno è quello. Volevo andare perché ieri Lombardo, se mi dà un giudizio complessivo, il presidente Rocco Buttiglione, ma anche in particolare Lombardo ha detto o ha fatto capire che dietro c'è un mini complotto dell'UDC, insomma, anzi non l'ha fatto capire, a proposito di Casini, del leader, lo ha detto e ha indicato il partito dell'UDC come quello che si è mosso dietro le quinte per metterlo in difficoltà. Nessun complotto. Apertamente io, non Casini, insieme con Giampiero D'Alia, domenica nell'assemblea programmatica del partito a Enna ho chiesto il commissariamento della Sicilia e l'ho chiesto per dei motivi precisi. Noi abbiamo l'Unione Europea... Non l'ha chiesto anche in commissione a... L'ho chiesto anche in commissione, poi il giorno dopo l'ho chiesto in commissione. No, sono andato a vedere gli appunti perché me l'ero segnato. L'ho chiesto in commissione. Non solo, quindi anche ufficialmente. Che prudentemente non ha risposto, ma non mi aspettavo che rispondesse. Al ministro Grilli, e Napolitano stavano in quel momento in seduta per decidere che fare. Allora, abbiamo l'Unione Europea che sospende i pagamenti, premesso che la Sicilia a titolo ha importanti finanziamenti europei che non spende, quelli che spende sono sospetti di essere stati spesi in modo non conforme alla normativa. Non per fare investimenti, ma per pagare spese correnti. Ed è solo il 14% spende di quello che avrebbe diritto. Spende, sì. Quindi è già uno scandalo. Non siamo arrivati alla fine del periodo, potrebbe recuperare. Comunque, quando uno ha speso solo il 14% e al 2013 si chiude il periodo, è difficile che arrivi al 100%. Ma questo purtroppo non è un problema solo della Sicilia, diciamocelo, ma verremo su questo dopo. Allora, c'è il legittimo sospetto sollevato dall'Unione Europea, non da un giornalista da strapazzo. Chiedo scusa. Io da strapazzo non lo Lui so, non è- sono giornalista, ma non da strapazzo. Quindi non dalla Gazzetta di Pontassieve, ma dall'Unione Europea. Secondo, c'è un sospetto più grave, è il sospetto che vengano messi a bilancio crediti inesigibili e che quindi si faccia apparire un avanzo di bilancio fittizio. Ce n'è, e per cifre importanti. Si sono fatte cifre che io non credo, però si è parlato di 20 miliardi di euro, io penso che siano molti di meno, mi auguro che non ci siano affatto, però sono cifre che se fossero vere metterebbero in crisi la politica economica del governo e la sua credibilità in Europa. E allora il commissariamento mi sembra un atto dovuto, bisogna mettere subito mano per tappare i buchi e capire cosa bisogna fare. Io ho chiesto al Ministro Grilli anche un'altra cosa, una ricognizione generale della finanza regionale e degli enti locali in Italia, perché abbiamo enti locali amministrati in modo esemplare, non tutti al nord, ed enti locali amministrati molto male, non tutti al sud, e il sospetto che ci siano bilanci non autentici in alcuni enti locali è un sospetto legittimo, e se queste cose vengono fuori noi rischiamo di compromettere la politica europea del governo. Però ieri Lombardo ha tirato fuori i dati della Corte dei Conti, ora li dobbiamo prendere per buoni con valutazioni della Regione Sicilia che, dice Lombardo, sono come il Veneto meglio del Piemonte, bene. Secondo le valutazioni della Corte dei Conti, con queste adesso classificazioni da rating A, B, B, che poco si capisce, però lui... Io mi auguro che queste valutazioni siano corrette.
Credo però che ci siano elementi sufficienti perché il governo ci metta mano e controlli questi crediti che vengono messi come attivo sono veri o sono falsi, sono esigibili o sono inesigibili. Tutto lì è la questione. Allora, mi pare che ci siano motivi di allarme sufficienti per un intervento immediato e mi pare che il governo, sia pure in modo con dichiarazioni soft, ma con atti invece seri, si stia muovendo. È una questione, ripeto, che non riguarda forse solo la Sicilia. E forse c'è anche da ripensare il titolo quinto della Costituzione. Forse c'è da domandarsi se il titolo quinto della Costituzione non sia stato fatto in modo troppo affrettato e quindi non sia meritevole di ripensamento. Qui stiamo parlando di appunto federalismo, la mettiamo partenza da parte che fu la tra l'altro riforma della Costituzione che fu fatta affrettatamente da un governo precedente che non era il governo Berlusconi. Do atto a Galan che non era il governo Non si Berlusconi. può mettere in discussione il federalismo per una gestione di una regione Non ho che col detto federalismo questo, non non ho c'entra detto niente questo. Ho detto d'autonomo. che si può. Il federalismo non è contrario ai controlli. Datecelo Dà a noi e autonomie, vedrete come lo ma chiede, amministriamo. ma chiede controllo. Allora, il controllo non è antifederalismo. Seconda cosa, il Presidente della Repubblica. Qui non è in questione la persona di Napolitano. Nessuno ha il minimo dubbio che Napolitano sia un galantuomo, il modello del galantuomo italiano e che abbia agito in perfetto accordo con la legalità in ogni circostanza. Anche i giudici non hanno il minimo dubbio su questo. È in questione un'altra cosa. Il Capo dello Stato ha diritto alla tutela della riservatezza delle sue comunicazioni? Il Capo dello Stato ha un diritto costituzionalmente garantito. Se per caso un'intercettazione lo riguarda, deve essere immediatamente distrutta. Perché questo è garanzia per chi parla col Capo dello Stato e per il Capo dello Stato stesso. Ed è garanzia per la possibilità di esercitare efficacemente questa funzione. C'è un'unica eccezione. Qualora esistesse un sospetto di alto tradimento. Qui non c'è il sospetto di alto tradimento sul Napolitano per giustificare l'intercettazione. Non c'è neanche il sospetto di un divieto contravvenzionale. Allora, o la legge c'è o non c'è. E l'idea che dei magistrati si possano elevare sopra la legge è un'idea che non piace a nessuno. Bene ha fatto il Presidente a sollevare la questione. Aspettiamo il pronunciamento della Corte Costituzionale perché su questo bisogna alla fine porre un punto fermo, la parola fine a questa questione. Allora, il Presidente Buttiglione ci ha già portato un altro, sì, però andiamo in pubblicità. Una frazione di secondo. Così mi lancia la pubblicità. Sui 120 uomini dei servizi segreti che per 7 mesi hanno controllato chi entrava e chi usciva dalla casa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su questo Rocco non hai niente da dire. Io basta. su questo ho preso posizione quando c'era questa questione. Oggi ce n'è un'altra. Non meschiamo allora le cose. prendiamole tutte e due. Va bene, parliamo, tra l'altro sentiamo che ne pensa come Gomez forze da di corpi, Milano se su vai a regole e cercare quello che avete le detto, memorie. ma dopo la pubblicità. Gomez a Milano, dice Galan, quella della Procura di Palermo è giustizia d'orologeria, dice Buttiglione... Peggio. Dice Buttiglione, Napolitano ha agito ha ragione, secondo le regole. A Gomez la parola, prego. Ma dico che quello che sta avvenendo in Sicilia con il probabile crack della regione è emblematico di quello che è avvenuto in questi 20 anni. Chi fosse Lombardo lo sapevamo e lo scrivevamo prima della sua elezione e candidatura a presidenza della regione, così come esattamente sapevamo chi fosse Cuffaro. A mio parere una classe politica degna di questo nome è fatta in parte da persone, sicuramente per bene, di queste cose doveva prendere atto. Non si aspetta che arrivino i magistrati, arrivi la Corte dei Conti o piuttosto che arrivi il governo nazionale per commissariare una situazione disastrosa, quando le cose sono evidenti e nessuna delle persone, che sono tutte di buon senso, che sono sedute da voi, possono negare tutto questo. È legittimo che Galan difenda Dell'Utri, che è suo amico di una vita, fondatore del suo partito. Questo è assolutamente legittimo. Trovo meno legittimo che Galan parli
dal mio punto di vista, di giustizia dell'orologeria, collegando quando questo avviso di garanzia è stato firmato il 9 luglio ed è diventato quindi ben prima che Berlusconi riannunciasse la sua sesta discesa in campo ed è stato reso noto solo ieri. Quello che mi aspetterei da Galan, al di là della sua giusta amicizia nei confronti dell'Utri, è che ci dicesse chiaramente che frequentare abitualmente boss mafiosi e dichiararlo e rivendicarlo come ha fatto Marcello Dell'Utri è una cosa che forse va bene in privato ma non va bene per un uomo politico, e non va bene soprattutto, non va bene che un partito candidi un uomo politico che ha al di là della rilevanza penale o meno di questi atteggiamenti, perché andare a pranzo o a cena con un boss ovviamente non è reato di per sé stesso, però un partito secondo me non dovrebbe candidare una persona che ha questo tipo di comportamenti e dovrebbe politicamente prenderne le distanze, e dovrebbe farlo soprattutto nel ventennale della morte di Paolo Borsellino, che queste cose non le ha mai accettate, come non le ha accettate Giovanni Falcone. C'è un'Italia che ha detto di no a queste cose. Non si può fare tutta di un erbolfaccio. Vede Galan, sentenze anche della Cassazione hanno detto che il gruppo Fininvest fino al 1992 ha pagato il pizzo. Forse era stato estorto o meno, non lo so. Certamente però in Sicilia abbiamo un presidente di Confindustria, Ivan Lobello, al quale ieri il presidente della regione ha augurato di andare a morire ammazzato, che ha deciso di espellere anche coloro i quali pagano il pizzo, che a ragione sono vittime della mafia, non sono complici della mafia, ma ci si rende conto che certi comportamenti non vanno tenuti e non sono compatibili. Sono principi di assoluto buonsenso. Io dico poi a Buttiglione sulla questione del Presidente della Repubblica, fermo restando che il Presidente della Repubblica è un potere dello Stato e ha tutto il diritto di sollevare conflitto di attribuzioni. Bisognerebbe riflettere sul fatto perché Rita Borsellino, un esponente del Partito Democratico, sorella di Paolo Borsellino, dica di sentirsi schiaffeggiata da questa decisione, perché vede, Buttiglione, era già accaduto che per caso un Presidente della Repubblica fosse intercettato. Questo è accaduto nel 1993 con atti depositati nel 1997. Si trattava di Oscar Luigi Scalfaro. Lui non sollevò conflitto di attribuzioni. Perché secondo me è inopportuno che in questo momento il Presidente della Repubblica abbia sollevato questo tipo di conflitto? Glielo spiego bene, perché bisogna andare nei fatti. I fatti ci dicono che c'era un signore, Nicola Mancino, attualmente indagato per falsa testimonianza in questa schifezza che è la trattativa Stato-mafia, che telefonava più volte alla Presidenza della Repubblica parlando col consigliere giuridico del Presidente, Lorenzo D'Ambrosio. Cosa chiedeva Mancino? Mancino chiedeva un intervento da parte della Presidenza della Repubblica per evitare di essere messo a confronto con l'ex ministro Claudio Martelli, che a proposito della trattativa diceva delle cose specifiche, diceva che Mancino non si ricordava di aver saputo che erano avvenute tutta una serie di episodi. Ebbene, la Presidenza della Repubblica, rispettando le sue prerogative, perché lo poteva fare assolutamente, è intervenuta nelle indagini, è oggettivo, ce l'ha raccontato il Presidente della Repubblica dopo che tutto questo è emerso, ha chiesto il coordinamento delle indagini, gli è stato risposto dal procuratore Piero Grasso che quello che veniva richiesto non poteva avvenire a norma di legge. Ora io il punto che pongo è questo: io o Arturo Diaconale, che vedo lì, abbiamo molte querele. Certe volte i magistrati non ci hanno trattato bene. Noi non abbiamo mai telefonato e non avremmo mai avuto la possibilità di telefonare alla Presidenza della Repubblica come privati cittadini per chiedere scusi, c'è un magistrato che mi tratta male, può intervenire, può chiedere il coordinamento. Questo non è un reato, io non vi dico che è un reato, ma possiamo dire che è una cosa non bella, non chiara? Cioè è legittimo criticare la Presidenza della Repubblica, e dico ancora di più. Queste intercettazioni sappiamo tutti che sarebbero rimaste ancora a lungo segrete, perché non erano depositate. La legge dice una cosa, a oggi la legge, poi la legge può essere cambiata. Se io telefono al Presidente della Repubblica e gli dico che ho ammazzato mia moglie, quell'intercettazione contro di me, che è una prova, è utilizzabile o meno?
Secondo me sì, ma questa è un'opinione, certamente lo deciderà la Corte Costituzionale. C'erano 1000 motivi per cui sarebbe stato opportuno che il Presidente, come quasi sempre durante la sua carriera, si comportasse in maniera più prudente e più assennata. Il segnale che viene dato, dispiace, viene da pensare, ma cosa c'è da nascondere in queste intercettazioni che sono irrilevanti? Poi magari è legittimo pensarlo, ma è naturale che venga. Io penso che che davvero una classe politica seria debba fare una riflessione su tutto questo. La trasparenza non ha nulla la trasparenza è la base della democrazia. La discussione e il dibattito su questi temi, discutere sulla Presidenza della Repubblica non vuol dire insultare l'istituzione, vuol dire discutere i comportamenti degli uomini che come tali possono essere fallibili. Ecco, io comunque concludo perché non voglio fare sermoni. Io mi aspetterei che non continuaste a demandare alla magistratura il compito di selezionare le vostre classi dirigenti. Mi aspetterei che cominciaste a discutere di comportamenti e avremmo evitato di candidare Cuffaro, avremmo evitato di candidare Lombardo, nel 96 avremmo evitato di candidare un signore che si chiamava Giuseppe Provenzano, che era stato in carcere e assolto per insufficienza di prove come favoreggiatore di Provenzano, Bernardo, assolto per insufficienza di prove, ma perché diavolo nel 96 il centrodestra ha dovuto candidare un tizio del genere? Avremmo evitato di candidare una serie di presidenti che se ne sono andati rubando i soldi della cassa in Sicilia, fondi riservati. E poi si arriva al crack. Tutto questo si tiene insieme, cominciamo a parlarne più serenamente, cerchiamo di ragionare serenamente, vedrete che anche i problemi economici di questo Paese prima o poi si risolveranno. Allora, questo è il mio parere. Poi vado da Diaconale Cisnetto, ma devo dare prima il diritto di replica a Buttiglione e poi Galan. Buttiglione sul il Presidente della Capo dello Stato. Repubblica è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ed è l'uomo che tiene in equilibrio la delicata bilancia del rapporto fra i diversi poteri dello Stato. Certo che ha il diritto ed il dovere di informarsi, di chiedere e di cercare di evitare conflitti istituzionali che possono toccare la credibilità della Repubblica italiana. Questo il Presidente ha fatto, questo doveva fare. Ma questo gliel'ha riconosciuto Gomez, Poi, che dice però si può criticare e soprattutto c'è esigenza di trasparenza rispetto a una vicenda. Non c'è esigenza di trasparenza in questo caso, perché esiste anche un diritto costituzionalmente garantito alla privacy, alla riservatezza della comunicazione. Strano che in tutti questi discorsi mai torni in mente questo. Esiste per tutti i cittadini, in modo particolare esiste per il Capo dello Stato. E una volta che tu magistrato, una volta che hai verificato che non c'è nessun reato, distruggi le comunicazioni. Distruggi le comunicazioni. Perché il fatto che vengano pubblicate, il fatto che possano essere conosciute, viene comunque a intaccare la libertà con la quale il Capo dello Stato svolge la sua delicata Ma non si dà troppo potere poi alla pubblica accusa dicendo tu puoi distruggerle senza domanda. Prego. Una Certo domanda. che La legge dice, c'è un problema legislativo, almeno questo lo vorrà concedere. Certo. La legge dice che le intercettazioni per cui l'accusa chiede la distruzione devono essere viste da un giudice che ha concesso di farle, perché la difesa, cioè gli avvocati, potrebbero dire no, guarda che quelle intercettazioni sono rilevanti per la mia difesa, oppure si potrebbe dire, ribadisco, se Mancino, e non è certamente successo in questo caso, avesse detto al Presidente guarda, io ho trattato con la mafia, adesso me lo vogliono far dire, ma era coinvolto anche Tizio Caio, non rispetto al Presidente della Repubblica. Ma non lo ha detto. Intercettazione... Ma non lo ha detto. Sì, però lei è d'accordo. Allora, quando capiterà un caso del genere, chiederemo alla Corte Costituzionale cosa bisogna fare in un caso del genere. In questo caso bisogna distruggere le intercettazioni. Lei è un ottimo politico, ma non conosce i codici a sufficienza. È un ottimo filosofo. Vabbè, questa è un'opinione di Gomez. Il problema è esattamente questo. Ma se io sono un investigatore e voglio proteggere mia sorella che traffica droga, cosa
dico al magistrato: c'era una telefonata col Presidente della Repubblica, l'ho distrutta? Oppure se sono un magistrato corrotto dico: era una telefonata col Presidente della Repubblica e non è vero, l'ho distrutta? Ci vuole o non ci vuole il vaglio segreto, senza che nessuno lo sappia, di un giudice terzo? Domanda, Buttiglione, sono problemi complicati. Io le ribadisco: perché Oscar Luigi Scalfaro in altra occasione, in situazione assolutamente analoga, decise di non sollevare conflitto di attribuzioni? C'era un'altra strada giuridicamente Questa è una domanda percorribile. che va fatta che andava fatta al Presidente Scalfaro, che ora non è in grado di rispondere. Buttiglione, le spiego una Perché cosa. la Procura della Repubblica di Roma fece un'iniziativa per tappare la bocca agli accusatori di Scalfaro. Certo, ed è molto criticabile. Hai ragione. Vero. Arturo, hai ragione. C'era un'altra strada percorribile. non costruiamo... No, la chiudo, Buttiglione. Non costruiamo ipotesi fittizie, parliamo dei fatti. C'era un'altra strada percorribile per sollevare questo eventuale problema legislativo, che non era il conflitto di attribuzioni, si sollevava la costituzionalità della norma, nel momento in cui queste intercettazioni fossero mai andate al GIP. Si è deciso di battere questa strada, è costituzionalmente prevista. Io la sento esattamente come Rita Borsellino nel Vertenale della morte di Paolo, dopo un'indagine caratterizzata da depistaggi da parte dello Stato e da trattativa da esponenti di destra e di sinistra, come uno schiaffo. Lo posso sentire così? Lei ha tutto il diritto di sentirsi Ma infatti mi sembra che no, sono due posizioni. Ma io non posso prendere la sua sensibilità personale come criterio della verità e della oggettività dei comportamenti. No, allora io le ripeto che il Presidente della Repubblica ha un diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito, che si estende al di là del diritto del comune cittadino, che pure esiste, alla privacy. E le dico che non costruiamo casi ipotetici. Qui c'è un caso concreto in cui non esiste nessun motivo per non distruggere le intercettazioni. E le dico ancora che la vera questione è: tutti i cittadini, compreso il Capo dello Stato, sono sotto tutela da parte di una magistratura che ha il diritto di ascoltarli, di trattenere le informazioni acquisite, anche se non hanno rilevanza penale, per poi magari permettere che arrivino anche alla stampa, in modo selezionato, nel modo che è utile per questa o quella speculazione politica del momento, perché non è che arriva tutto. Buttiglione, si fa una selezione e questa selezione viene fatta per servire gli interessi di una qualche manovra o parte politica. Ha il diritto il Presidente della Repubblica di essere tutelato contro una simile manovra. Esiste un diritto costituzionale a garantire il Presidente della Repubblica nella sua funzione di colui che mantiene l'equilibrio costituzionale. Io dico che esiste, vediamo cosa dice la Corte Costituzionale. Assolutamente sì. Allora, siamo in uno Stato di diritto, c'è una Corte Costituzionale, aspettiamo fiduciosi la pronuncia della Corte Costituzionale. Assolutamente sì. Dicevo, però se riusciamo a essere un pochino più sintetici, perché se no non ne usciamo con dibattiti così lunghi in diagonale e Cisnetto ci salutano. Finiamo, hanno ragione. Chiedo scusa. Due robe prego. con grandissima sintesi, anche che a me francamente non piace, non l'ho mai fatto fare una polemica con la magistratura. Casomai dico che la magistratura è come qualsiasi altra istituzione. Ci sono i magistrati bravi e i magistrati scadenti, i magistrati intelligenti e quelli a cui questo dono è stato concesso con parsimonia, i magistrati ideologizzati e quelli invece che fanno il loro lavoro. Quindi c'è di tutto, come in qualsiasi altra società. Però francamente mi sembra che la cosa da dire sarebbe che alcune cariche dello Stato vanno tutelate e le intercettazioni su alcune cariche dello Stato non sono possibili. Non vado in là con i cittadini. Qui c'è uno Stato in cui 120 uomini dei servizi segreti hanno fotografato notte e giorno tutti quelli che entravano nella casa del Presidente. Senta, Galan, per me doveva una battuta su Dell'Utri, perché quello diceva Gomez. Su Dell'Utri ora, che ieri diciamo anche esasperato, ma anche Dell'Utri ha usato dei toni, ha dato del matto ad Ingroia, ha fatto una battuta su chi è il mandante dell'omicidio Borsellino e Falcone, forse anche quella poteva evitarla. Però poteva fare tutto. Io dico una cosa diversa: accusare Dell'Utri di avere fatto un'estorsione al carico, ai danni
di un suo amico di sempre al quale deve e il quale deve moltissimo a lui, è francamente ridicolo. Ecco, e sostenere una tesi del genere proprio in questi tempi è francamente ridicolo, senza con questo voler coinvolgere la magistratura o altro, ma è ridicolo, nulla di più. Al volo Gentiloni e poi andiamo da Cisnetti. Due battute perché giustamente, primo, io sono perfettamente d'accordo con le valutazioni di Buttiglione sulla questione che riguarda il Presidente della Repubblica. Aggiungo che, se non sbaglio, è proprio il procuratore di Palermo, perché il tema che dice Gomez, ma metti caso che in quelle telefonate si sostiene a definire irrilevanti quelle telefonate è stato il procuratore di Palermo. Mi sembra lo dica anche oggi in un'intervista. Messineo. Sì, non so quale giornale. Quindi qui il punto è quelle intercettazioni andavano distrutte. So che la procura sostiene non abbiamo una norma precisa che ci dica che vanno distrutte. Il conflitto di attribuzioni che ha sollevato il Presidente della Repubblica servirà anche a chiarire questa questione. Io rispetto alla posizione di Gomez, rispetto meno chi con responsabilità politiche fa una campagna su questo contro il Presidente della Repubblica. Di Pietro, gli diamo nome e cognome. Antonio. Per esempio Antonio Di Pietro. Seconda questione. Io non so nulla dell'inchiesta su Dell'Utri, l'estorsione, eccetera, eccetera. Dico però, e in questo penso che dobbiamo essere chiari, proprio perché sono 20 anni dall'omicidio di Via D'Amelio, che sul piano politico il comportamento di Marcello Dell'Utri, le frequentazioni di Marcello Dell'Utri vanno chiaramente condannate, ma da tutte le parti politiche. Non è una questione di dire se è vero o non è vera l'estorsione, la non estorsione. Stiamo soltanto dicendo che per chi ha responsabilità politiche ci vuole, in qualsiasi partito, in qualsiasi forza politica, ci vuole nei confronti di boss mafiosi e della mafia un comportamento di estraneità e di condanna totale. È una critica politica, non è una valutazione sulle indagini in corso sulle quali io non so nulla. Cisnetto. Ieri però Saverio Romano è stato assolto, allora vogliamo almeno dirlo. Mi fa piacere che sia stato assolto. Ecco, allora dillo per piacere. L'altro ieri, ieri era sui giornali, l'altro ieri è stato l'ex ministro Romano per insufficienza di prove, mi fa piacere. È stato assolto. Quindi, la magistratura che ha indagato e fatto dopo io non devo mica mettermi a difendere questo o quello. No, per difendere nessuno. C'è uno degli ultimi interventi di Paolo Borsellino, proprio in Veneto, nel 1989, che lo spiegava molto bene. La magistratura condanna solo, e giustamente, e quando non sbaglia, se ci sono le prove, se ci sono gli elementi sufficienti. Io ribadisco, la classe politica deve secondo me, selezionare le proprie classi dirigenti non sulla base delle prove. Su Saverio Romano, sulla quale non ci sono prove e per il quale sufficienti, come ha detto una sentenza, e per il quale la stessa Procura di Palermo aveva chiesto l'archiviazione a suo tempo, ci sono però, per chi conosce la Sicilia, i suoi comportamenti, le sue frequentazioni, le sue prese di posizione, tutta una serie di elementi che a mio parere avrebbero spinto una classe politica seria a non nominarlo ministro e nemmeno portarlo in Parlamento. È inutile, non possiamo continuare a demandare alla magistratura e ai processi il compito di selezionare le classi dirigenti. I comportamenti e le persone vanno... Guarda che non è mica nei vostri compiti. No, noi infatti non è nei nostri compiti, noi facciamo i cronisti e segnaliamo le cose. Vi abbiamo spiegato, vi ho spiegato come altri colleghi. Con qualche errore di troppo, se è consentito. Vi abbiamo spiegato, non sono infallibile. No, proprio questo nessuno ha dubbi. Non sono infallibile. Io con altri colleghi abbiamo spiegato e raccontato come cronisti in decine di articoli di stampa chi era Lombardo. L'abbiamo raccontato chi era Cuffaro e sono stati presentati lo stesso dai partiti. Negli ultimi anni,
dagli stessi partiti ed è accaduto per altri esponenti politici, erano cose che si sapevano. Nulla di quello che accade adesso può lasciare a bocca aperta. Che ci fossero dei personaggi discutibili, disinvolti, a volte criminali, che sono arrivati in posizioni preeminenti delle istituzioni, parte della stampa di questo paese l'ha raccontato e la politica generalmente non ne ha mai voluto prendere atto e ha sempre detto però quelli li hanno votati, non è quel punto se qualcuno li vota, il punto è che vengono presentati, dovete assumervi questa responsabilità, selezionare all'origine chi candidate. Guarda è molto che Lombardo semplice. lo appoggiava il PD, non noi. Ma ha ragione, Allora, non è una questione di destra o di sinistra, Galan, è ancora legato, le pare che il problema di questo paese sia legato al PD piuttosto che al PDL? Guarda Saremmo che quando arrivati a Leoluca questa Orlando situazione. prende il 70% dei voti, allora è tutta virtù. Quando li prende Miccichè invece è la mafia che lo appoggia. Ma insomma, Galante, lei è una basta, persona basta. intelligente. Lei è Ma una cambiate persona registro, intelligente. inventate Lei è una qualcosa di persona nuovo. intelligente, non sto dicendo questo. Allora- non sto dicendo questo. detto se che- vuole le parlo di Mirello Crisafulli, che è stato candidato, dopo. Mirello no. dal PD, Mirello no. dal PD in Parlamento. Gomez, Nonostante che si sia Gomez. visto con un boss mafioso discutendo di appalti. Bene, è stato archiviato. Quella cosa era sbagliata. Non è un problema di destra o di sinistra, Galan. Faccia un salto in avanti, cerchi di migliorare questo paese una volta tanto, per favore. Gomez, lei è l'unico, per favore, lei è l'unico ospite che sta a Milano, quindi io cerco di non toglierle scusi, la parola no, mi perché scusi. sennò Mi diventa scuso, complicato, mi però scuso, è anche mi vero scuso, che mi appunto scuso. è ormai No, quasi mi 10 scuso minuti con i che cerco di presenti, far con parlare. Enrico in particolare. Allora, grazie Gomez, è quasi 10 minuti che cerco di far parlare il Cisnetto, a questo punto facciamo la pausa e poi ripartiamo da lei. Certo. Facciamo la pausa per la pubblicità, tra poco. Certo non mi faccio fermare dopo un minuto. Allora, io ripartirei come argomento e chiuderei qui appunto sul discorso rispetto a quello che è successo ieri a Palermo. Gomez dice c'è necessità anche, sottolinea, di un ricambio di classe politica che va fatto senza l'intervento della magistratura. Ieri, a proposito di quello che è successo a Palermo, un'altra dichiarazione rilasciata dal senatore Dell'Utri, riportata su Repubblica, che ricordiamo Dell'Utri è accusato di estorsione nei confronti di Berlusconi. Dice Dell'Utri: io sono vittima di invidie, e poi dice questa cosa: Mangano è il mio eroe. E qui mi sembra che ritorniamo un po' a quello che diceva Gomez. Cisnetto. Dunque, guarda, io con tutto rispetto per chi l'ha fatta, la discussione mi chiamo fuori dalla discussione che c'è stata fino a qui, non solo perché non ci ho potuto partecipare. Vabbè, ma prosegue, abbiamo tempo. No, adesso fammi parlare. Non solo perché non ci ho potuto partecipare, ma anche e soprattutto perché io, guarda, prendo il titolo dell'editoriale di stamattina sul manifesto di Valentino Parlato, che dice: mi dichiaro corazziere, e per il lato, diciamo, del Presidente della Repubblica, taglio corto, mi dichiaro corazziere. Eccolo qua. Punto. Sulla vicenda siciliana pesco da Sciascia e dico che sono con lui quando si distaccava e si indignava per coloro che facevano dell'antimafia a chiacchiere un motivo di professione, e anche questo chiudiamo la cosa. Siamo un paese che ha di nuovo 500 punti di spread. Lo disse di È Falcone, vero Gomez? No, di Borsellino. Di Borsellino. E poi si scusò, anche perché Borsellino è stato ammazzato esattamente 20 anni fa. Ma Enrico sicuramente si è sbagliato. Ma andiamo avanti con questa Cisnetto, situazione. Siamo un paese che ha 500 punti di spread, nuovamente. È molto probabile, purtroppo, che saremo costretti a chiedere un aiuto finanziario nelle forme che si vedrà, ma che comporterà necessariamente, come ha comportato in Grecia, una sorta di, virgolette, commissariamento, a proposito del commissariamento della Sicilia, di cui sopra, un commissariamento che poi sarà un intervento pilotato dell'Unione Europea, della BCE, o è anche un intervento del Fondo Monetario, ma saremo purtroppo necessariamente costretti a questo passo probabilmente a settembre. E quando un Presidente del Consiglio, che ovviamente su queste cose usa il massimo della prudenza
possibile, dice oggi non ci sono le condizioni e le necessità per chiedere un aiuto, ma non escludo che ci siano in futuro, è evidente che questa è una frase che, come dire, mette le mani avanti su quello che potrà accadere. Allora, se questo è il contesto, se l'emergenza che a novembre ci portò a salutare l'avvento del governo Monti come una discontinuità benedetta e su quella base fu diciamo, giudicato come capolavoro politico il suo artefice, cioè il presidente Napolitano, se vogliamo uscire dai tecnicismi e dare un giudizio politico su quello che sta succedendo, il risultato è che quella discontinuità ha perso e sta perdendo drammaticamente i suoi effetti. L'artefice di quel capolavoro politico viene messo politicamente, al di là poi dei tecnicismi, ripeto, sotto accusa e oggi addirittura sfiorato da una sorta di impeachment morale, e il Paese è ancora drammaticamente, se non ancora di più, nel pieno della sua emergenza economico-finanziaria. Allora, quando le cose si riportano nel quadro che io vi ho fatto e che credo sia fondato perché è basato su dati oggettivi, e allora poi le valutazioni che intorno a questo si devono fare sono, cioè, sinceramente, di giudicare una vicenda storica e di appendere a una vicenda storica, quale che essa sia, e sicuramente a me l'idea che ci sia stata una trattativa Stato-mafia mi fa venire l'orticaria, quindi non è che io fossi favorevole a una cosa del genere, ma giudicare una vicenda storica, per giudicare una vicenda storica ci si debba impiccare un Presidente della Repubblica, si debba creare un dibattito politico tutto ancora una volta maledettamente retroattivo. Qua, è come se fossimo alla guida di una macchina che sta per andare a sbattere contro il muro e siamo concentrati con l'occhio sullo specchietto retrovisore per discutere di quello che è successo a molti chilometri prima. Ma siamo di fronte ad un baratro, siamo di fronte a un muro contro il quale ci andremo a schiantare. Vogliamo riportare a questo elemento la discussione? Perché sennò veramente sembra che la questione centrale sia stato di capire se Napolitano ha avuto una telefonata di troppo. È una questione che diventa irrilevante se la mettiamo in quel contesto. Io non sto entrando nel merito della discussione che è stata fatta prima, sto cercando di dare un'altra prospettiva alla discussione, perché sennò veramente diventa così. Questione Sicilia. Io, siccome faccio tra le altre cose l'editorialista della Sicilia di Catania, ho scritto un anno fa: cari siciliani, dovete chiedere il commissariamento di questa regione, un anno fa, non ieri, chiedere il commissariamento di questa regione e chiedere voi di perdere lo status di regione a statuto speciale. Dovete chiederlo voi, perché è nel vostro interesse farlo, perché più si perpetua quella situazione che storicamente ha dato i risultati che ha dato, non solo con Lombardo, perché, come dire, la vicenda siciliana viene da lontano, e più si perpetuerà questa condizione. Questo discorso, ha ragione Buttiglione quando ricorda il titolo quinto, non è un discorso che può essere sganciato da un ragionamento su quello che è stato l'articolazione del decentramento in questo Paese. E allora questo Paese, non solo per ragioni di risparmio o spendi review, ma anche per ragioni di efficienza e ammodernamento, deve ripensare l'intera articolazione del suo decentramento. Probabilmente ci vogliono 6-7 regioni, un vecchio studio della Fondazione Agnelli ne indicava 7, se non ricordo male, come ottimali, con dimensioni che assomigliano a quelle dei Länder tedeschi. Occorre abolire le province senza se e senza ma, occorre immaginare che i comuni non possono avere meno di 5.000 abitanti e quelli che sono sotto, che sono il 70% degli attuali 8.100 comuni, o si sommano insieme e ne diventano uno solo o scompaiono. Cioè, occorre fare una rivoluzione copernicana in cui è evidente che anche le regioni a statuto speciale, mica solo la Sicilia, anche le altre, avendo peraltro abbondantemente superato da anni le motivazioni storiche che l'avevano portata a quello status, ovviamente perdono quella condizione e diventano un'altra cosa. Allora, se vogliamo far fare un salto di qualità alle vicende, non ci vogliamo incancrenire, bisogna prendere queste vicende e usarle
come ho cercato modestamente di dire. Lo Diagonale è detto che in prima pagina sul manifesto, oltre al fondo di Valentino Parlato, mi dichiaro corazziere, il titolo d'apertura è Il piatto piange, racconta dei licenziamenti allo stabilimento di Sesto Fiorentino di Richard Ginori, 270, no mi scusi, appunto i licenziamenti, e poi parla della chiusura per cassa integrazione della Fiat, notizia che ritroviamo anche su Repubblica. Crollo delle vendite, Pomigliano fermo ad agosto per 2 settimane perché c'è questo problema. Ma detto questo, poi arriviamo magari proiettandoci, chi la gestisce questa crisi? Per ora sicuramente Monti, poi al di là dei giochini che si possono fare, certo il ritorno in campo di Berlusconi spariglia un po' le cose, ci rimette intorno alla discussione, già ci sono state una serie di valutazioni e ieri è successo che al Senato si è bloccato quello che doveva essere un dialogo su riforme, quello che è il compito adesso dei partiti, su su richiesta del Capo dello Stato di farle queste benedette riforme. Siamo arrivati a uno stallo addirittura con PD e Italia dei Valori usciti dall'AUC che annunciano non ci presenteremo. Che sta succedendo? Beh, ma mi sembra che cioè questi partiti che poi dovrebbero riprendere. Poi parliamo anche dell'intervista che c'è sul Corriere della Sera. Ho avuto la possibilità di del segretario Bersani attentamente questo lungo dibattito. Secondo me Palermo, quello che è avvenuto a Palermo e sta avvenendo a Palermo, è la spia esatta. Laboratorio di quello? No, è il laboratorio, ma più che il laboratorio è la spia esatta dello stato in cui si trova questo paese. Cioè uno stato di totale ed assoluta disgregazione. La vicenda Lombardo indica che non il capitolo quinto, ma dovrebbe essere ripensato tutta quanta la quarantennale azione di regionalismo irresponsabile e di autonomismo sconclusionato che è stato realizzato nel nostro paese. No? Se noi andiamo a vedere il bilancio dello Stato, noi vediamo che il peso maggiore è dato dagli sforamenti delle regioni. La Sicilia è un caso a parte, ma accanto alla Sicilia ci sono tutte quante le altre regioni. Ma secondo lei perché non si doveva proprio fare o perché è stato fatto male? No, perché è stato fatto in maniera sconclusionata ed è stato fatto con il criterio esclusivo di utilizzare le autonomie come strumenti di clientela oppure come strumenti di ammortizzatore sociale. No? Sarà il caso di ripensare a tutto quanto questo, c'ha ragione Cisnetto, ma il problema non è di ripensarlo. La politica dovrebbe avviare un dibattito serio, approfondito, no? Senza andare a soluzioni così abborracciate. Accorpiamo 4 province. Ma perché 4 province? Oppure rispolveriamo il lavoro della Fondazione Agnelli di 25 anni fa e facciamo le macroregioni. Ma perché le macroregioni? Ma chi è che ha approfondito questi temi, approfondisce questi temi e fa un discorso complessivo sulla struttura dello Stato? Questo per quanto riguarda l'articolazione, ma è chiaro che questa è una classe politica di totali irresponsabili, che ha costruito il tutto su che cosa? Sulla possibilità di usare gli strumenti e gli apparati dello Stato, la creazione dello Stato burocratico assistenziale per poter sostenere se stessa. Adesso ci è riuscita, per 40 anni ha lavorato sul debito pubblico, il debito pubblico non può essere più aumentato e quindi adesso si sta sfaldando tutto a partire dalla costruzione regionalistica sbagliata che è stata realizzata. E la vicenda giudiziaria, io non entro nel merito, io ne faccio soltanto una valutazione politica. Beh, a me non interessa un fico secco del Presidente della Repubblica, nel senso che l'opinione pubblica dice, ma scusatemi, ma se io, cittadino singolo, no, in nome della esigenza della verità e della ricerca della verità da parte dei magistrati, non ho più alcuna tutela, non ho più alcuna difesa, non ho più nessuna garanzia, perché l'esigenza della verità diventa superiore di qualsiasi norma, ma per quale motivo il Presidente della Repubblica deve godere lui solo? Essendo un sostenitore dello Stato di diritto, io sostengo che lo Stato di diritto impone delle regole. Se nelle regole esiste quella della prerogativa del Capo dello Stato, in uno Stato di diritto bisogna rispettare la regola
che dà la prerogativa al capo dello Stato. Però se in questo Stato di diritto, in cui esistevano in precedenza delle regole che davano delle tutele ai cittadini, queste tutele sono state totalmente cancellate, in nome di che cosa? In nome di una ricerca della verità, che è la ricerca del santo graal virtuoso, allora vuol dire che anche il capo dello Stato... Giustizialismo. No, sto dicendo che la ricerca della virtù, no? Che cosa produce? Produce che piano piano sono stati cancellati tutti quanti i paletti che difendevano i cittadini, i singoli cittadini. Cadute queste difese, è chiaro che se l'ultima difesa rimane quella del Presidente della Repubblica, cadrà anche questa. Perché nei fatti la campagna di stampa e politica che è stata condotta, campagna politica che poi viene condotta ormai per motivi elettorali, perché è chiaro che Di Pietro nell'attaccare il Presidente della Repubblica caratterizza se stesso in alternativa agli altri partiti concorrenti della sinistra. È diventato tutto quanto strumentale. Potrebbe essere strumentale anche la faccenda di Dell'Utri. Sapete come si spengono gli incendi dei pozzi petroliferi? Con le esplosioni, no? Allora tu fai, dopo la vicenda del Presidente della Repubblica, questo scontro tra magistratura e procura di Palermo e Quirinale, tu fai l'incendio su Dell'Utri, che è la cosa più semplice di questo mondo, Dell'Utri Berlusconi, tu in quel modo hai messo da parte il conflitto pericoloso con la Presidenza della Repubblica e la butti, ma di fatto stai facendo la campagna elettorale del Cavaliere. Stiamo ripetendo, cioè i principali alleati del Cavaliere sono i suoi nemici forsennati che si buttano in questo modo, no? È chiaro che i nemici forsennati del Cavaliere fanno anche il loro gioco, perché in questo modo, attaccando il Cavaliere, rinforzano se stessi. Però questa è tutta quanta campagna elettorale politica, diciamola la verità, e non ci pigliamo per i fondelli, e non ci pigliamo soprattutto per i fondelli perché non possiamo poi assistere ad una classe politica che ha accettato tutto, che ha piegato la testa su tutto, che non ha realizzato assolutamente nulla, che ha sulle spalle il peso del fallimento dello Stato e che adesso sta lì, si fa la sua campagnetta politica nella speranza di poter conquistare ognuno l'1 o il 2% alle prossime elezioni, senza capire che in questo modo, come diceva giustamente Cisnetto, con lo spread che oscilla tra 4,90 e 500, noi a settembre andiamo a dare una capocciata contro il muro che forse hanno ragione quelli che dicono è meglio che ci sia il grande trauma, così si risvegliano tutti quanti, perché senza grande trauma qui si rischia veramente di fare il piccolo cabotaggio mentre la casa brucia. Gentiloni, oggi dicevo c'è un'intervista sul Corriere della Sera al segretario del Partito Democratico e, come citava insomma Diaconale adesso, sugli scenari prossimi, lei tra l'altro è uno dei firmatari della lettera dei 15, la lettera facciamo nostra all'agenda Monti, che vuol dire le politiche del governo, non Monti. Bersani dice Monti non sarà, diciamo, nella squadra, non è il nostro candidato. Tra le altre cose che dice Bersani in questa intervista, che organizza l'alleanza con Vendola e poi dopo si vedrà con il centro, con Casini. Come si tengono queste cose all'interno del Partito Democratico? Perché l'agenda Monti non può essere quella di Vendola. All'interno del Partito Democratico mi pare l'ultimo dei problemi. C'è anche quello naturalmente, ma il Partito Democratico per fortuna, lo dice la parola stessa, è un Partito Democratico, ha all'interno posizioni diverse, discute talvolta anche l'abbiamo visto troppo animatamente. Forse è l'unico partito italiano in cui c'è continuamente, senza mancare di rispetto agli altri, perché in tutti i partiti per fortuna si discute, ma certo noi non ci facciamo mancare nulla, quindi siamo da questo punto di vista un partito trasparente. Dopodiché alcune cose chiare penso che le abbiamo dette e soprattutto fatte in questi mesi, e sono cose che hanno assolutamente a che fare con quanto diceva prima Enrico Cisnetto. Io sono d'accordo, poi
poi ognuno di noi... Lei rivendica il sostegno al governo Monti. Lavora sull'attualità, no? Quindi siamo stamattina a Omnibus, i giornali parlano di appunto ventennio, le cose eccetera, e giustamente abbiamo discusso di questo, ma sappiamo bene tutti quanti che il problema è il muro che abbiamo davanti nei prossimi mesi. Ed è vero anche che questo è un paese che spesso ha il difetto di parlare molto di più delle questioni di 20, 30, 40 anni fa che non del suo futuro. Sulle questioni del futuro il Partito Democratico ha fatto, ripeto, non delle chiacchiere, ma delle scelte molto precise in questi mesi. Primo, ha assecondato la straordinaria ispirazione politica con la quale il Presidente della Repubblica ha gestito la transizione dal governo che ci aveva portato nei guai, non da solo certamente, no? Ma che aveva, diciamo, dato una spinta fondamentale nell'ultima fase al tracollo dell'Italia, il governo Berlusconi, a il governo Monti. Al pompiere. Esattamente. Qualcuno... Lo spread è quasi uguale. Qualcuno non era d'accordo, è peggio. Qualcuno diceva, non chiedono neanche qualcuno scusa. diceva che al Partito Democratico sarebbe convenuto andare a votare, eccetera. Prima cosa, abbiamo fatto questa scelta. Seconda cosa, in questi mesi, e chi frequenta il Parlamento lo sa benissimo, il Partito Democratico, nonostante difficoltà, perché certamente le scelte di questo governo incidono dalle pensioni all'IMU, ha sostenuto questo governo in un modo, a mio parere, esemplare. Chi vive alla Camera sa che la posizione del PD, come quella peraltro dell'UDC, è nel 99,9% dei casi a sostegno del governo. Basta guardare i tabelloni elettronici del PDL e si vede un tricolore, cioè contrari, astenuti, favorevoli, e moltissimi assenti. Quindi, seconda scelta che ha fatto il Partito Democratico in questi mesi, semplicemente perché oggi Mario Monti è il miglior Presidente del Consiglio possibile che può avere questo Paese, nella condizione in cui ci troviamo. E penso che questa cosa sia condivisa anche dagli italiani che soffrono alcune decisioni, lo spostamento dell'età pensionabile, l'aumento di alcune tasse, eccetera, eccetera. Ma penso che in fondo condividano questa valutazione. È il migliore dei Presidenti del Consiglio possibile. Dopodiché, su che cosa non possiamo scherzare? E anche qua io penso che Bersani dica una cosa giusta, anche se per un pezzo io la dico in modo diverso. Non possiamo scherzare sul dopo, no? Cioè che se continuiamo invece ad alimentare l'idea o che dopo arriva qualcuno che dice basta con l'euro, ci sono delle soluzioni facili, aboliamo l'IMU, cioè ci divertiamo. Ogni tanto escono attribuite e poi smentite battute di questo genere, non a Grillo, a Berlusconi, che si candida a tornare dopo averci portato dove siamo, a tornare per l'ennesima volta. A tornare per l'ennesima volta. Quindi la prima cosa che non dobbiamo fare è dire cose di questo genere. Perché? Perché pesano sulla nostra credibilità a livello internazionale e quindi pesano sui nostri portafogli, sul nostro debito pubblico, sugli 85-88 miliardi l'anno che paghiamo di interessi. Pesano su queste cose qua. Guarda che quelli come te dicevano che lo spread era la misura della sfiducia nei confronti di Berlusconi. Oggi lo spread è aumentato. Chiedi scusa almeno. Abbi questo coraggio. Chiedi scusa. No, poi la diamo la parola a Galan. Io ti interrompo perché dici delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Vabbè, quindi arriverà Berlusconi e usciremo dall'euro. Queste sarebbero le cose che invece... Hai detto una cosa che è una fesseria. È una fesseria. E menti sapendo di mentire. Allora, detto questo... Perché non lo ha detto. Hai capito? L'ha lasciato trapelare e poi l'ha smentito come fa da 20 ed è una anni. posizione contrattuale un po' più intelligente di chi arriva proprio a subire i diktat tedeschi. Non possiamo, primo, mettere in giro queste cose, perché queste cose nuocciono al Paese. Secondo, e questo è un discorso che io rivolgo anche al mio partito,
non possiamo dare l'idea che dalla prossima legislatura, dalle prossime elezioni, diciamo così, l'emergenza è finita e quella che normalmente chiamiamo agenda Monti, e cioè risanamento da una parte, revisione della spesa, avvio di alcune riforme, viene improvvisamente abbandonata. Non dico naturalmente che nei prossimi 5 o 10 anni bisogna solo confermare che come dei robot le cose fatte in questi mesi, perché sarebbe idiota. È ovvio che bisogna fare molte cose diverse, soprattutto in termini di sviluppo e, se possibile, in termini di equità. Ma non bisogna dare l'idea che nella prossima legislatura ci sarà un ritorno, per esempio un ritorno del partito della spesa pubblica. Noi in Italia abbiamo l'unico centrodestra nel mondo che invece di ridurre la spesa pubblica l'ha aumentata, più del centrosinistra. Quindi guarda che la spesa pubblica è aumentata durante il governo guarda che Monti, dagli anni scusa, ma dagli anni 70 sì, ma io agli negli anni 90 70 non ero nato, mi pazienza, dispiace. ma c'erano quelli del centro-sinistra e la non spesa lo so, pubblica se c'erano l'hanno quelli fatta del No, loro. lo sappiamo, Sì. lo Allora- sappiamo. allora- lo sappiamo, sì. lo sai anche tu. Allora, posso fare una domanda a allora io Gentiloni, dico però, una semplicemente che noi non ci possiamo... Ho finito, una- Arturo, una ho finito. una domanda Non sola. ci possiamo permettere queste due cose. Primo, di dire che faremo grandi cose, la lira, l'euro, perché queste cose che sembrano delle boutade poi vengono lette anche in giro e provocano degli effetti economici. Secondo, dobbiamo dire molto semplicemente che nella prossima legislatura una maggioranza la più larga possibile non si dedicherà a disfare quello che ha fatto Monti, ma si dedicherà a proseguire, se possibile, se ce ne saranno le condizioni, a migliorare con un tasso maggiore di equità sociale le cose fatte in questi mesi. Se invece si sparge l'idea che arrivano i populismi e che arriva il partito della spesa pubblica in versione di destra o in versione di sinistra, secondo me facciamo del male al nostro paese, ma nelle prossime settimane, non da maggio dell'anno prossimo. Una Domanda di Diagonale e pubblicità Sì, dopo la brevissima. risposta di Gentiloni. No, ma dopo mi devi ma certo, fare dopo, già abbiamo almeno il tempo conto ancora. con una Come si comizio di concilia questo tipo? no, la preoccupazione che l'emergenza continui e che quindi sia indispensabile continuare a mantenere un governo di larghissima maggioranza anche dopo le elezioni, con una campagna elettorale che parte all'insegna della nuova criminalizzazione reciproca? No? Come fate a prevedere di continuare ad avere in maggioranza un PDL quando avete accolto il leader ritornante del PDL col termine agghiacciante? Sarà agghiacciante la futura maggioranza? C'è una contraddizione profonda o no in tutto quanto questo? Punto interrogativo, pubblicità, risposta dopo. Allora, è tornato più volte nel corso del dibattito questo riferimento allo spread 500, 480, sta andando un po' su e giù, però diamo almeno un dato positivo che è quello delle borse, così ci risolleviamo un po' il morale. Tutte in positivo le europee, in particolare a Milano siamo a più uno 0,44, dopodiché appunto leggermente in positivo anche Londra, Parigi, Francoforte, tutte quante. Speriamo insomma che ecco, il segnale sia positivo, dopodiché torniamo alla domanda fatta da Diagonale a Gentiloni. Sì, bene, i discorsi sono belli, però poi appena è risceso in campo lui è riniziato il caos. No, vabbè, adesso... Lui che è Berlusconi, e poi Galan, arriviamo anche da Galan. Non esageriamo a dire il caos. È vero il ragionamento che dice se voi parlate come Partito Democratico di sostegno al governo Monti e di non disfare quello che si fa in questo momento nella prossima legislatura, come lo conciliate questo con una campagna elettorale? Domanda assolutamente legittima. Mia risposta: lo conciliamo. Innanzitutto è un problema naturalmente di toni. Non credo assolutamente che la campagna elettorale avrà nei prossimi mesi dei toni
essendo che stiamo sostenendo lo stesso governo, paragonabili a quello di campagne elettorali precedenti. Beh, Secondo, insomma, è partita... sostegno all'agenda Monti non coincide necessariamente, e non coincide dal mio punto di vista, anche se so che ci sono punti di vista diversi, con una grande coalizione di tipo classico tedesco, no? Cioè tutti dentro lo stesso governo. Io penso che possa coincidere con una coalizione larga in cui ci sono forze fondamentali, moderate, centriste e di sinistra, mentre penso molto complicato, in particolare, e in questo il ritorno di Berlusconi è ovviamente un problema insormontabile, una grande coalizione che contenga PD e PDL. Ma questo, a mio parere, è una valutazione politica. Chi se ne possono avere di altre, ma non si può, a mio parere, sostenere che l'unico modo per andare avanti nell'azione di risanamento e di riforma intrapresa da questo governo è la grande coalizione. Io rispetto chi sostiene la grande coalizione, penso che si possa andare avanti anche con una coalizione larga che comprende forze di sinistra, forze moderate, forze di centro. Scusa Gentiloni. E poi tutto questo, scusami Enrico se ti interrompo, dipende moltissimo dalla legge elettorale che avremo, no? Perché è chiaro che se ci teniamo la legge elettorale attuale, cosa che avrebbe delle conseguenze devastanti anche su molti altri terreni, che ha un premio di coalizione imbarazzante, è chiaro che saranno molto difficili questi discorsi, no? Ma sarà molto difficile anche andare a una coalizione larga, non a una grande coalizione di tipo tedesco, se restiamo con una legge elettorale che dà a chi prende anche il 35% una maggioranza enorme, almeno alla Camera dei Deputati. Anche il 2, basta che gli altri abbiano meno. Esatto. Quindi cambiare la legge elettorale e andare in quella direzione. Domanda di Cisnetto, poi andiamo da Galan e Buttiglione. Non è una domanda, è una constatazione, cioè se siamo arrivati alla condizione in cui siamo arrivati, per cui è stato necessario non chiudere, perché sennò siamo disonesti intellettualmente, non chiudere solo l'esperienza del governo Berlusconi a novembre, ma chiudere l'intera esperienza della Seconda Repubblica. Il 14 novembre... Non ho detto solo. No, ho detto, non sto dicendo quello che hai detto te, sto dicendo che il 14 novembre è stato finalmente sanzionato il fallimento, che era evidente ormai da tanto tempo, e io l'ho denunciato prima ancora che si manifestasse, del bipolarismo italiano. Allora, siccome la legge elettorale poi, come dire, diventa un alibi, perché chi la deve cambiare la legge elettorale se non quelli che siedono in Parlamento in questo momento, e siccome poi dall'idea di abbandonare quell'elemento di discontinuità rispetto allo schema della Seconda Repubblica che è stato rappresentato dal governo Monti, voi vi siete allontanati il giorno dopo che sono state fatte le amministrative, così come si è allontanato adesso il PDL scegliendo di ritornare con Berlusconi all'emblema del bipolarismo, a colui che l'ha incarnato e nella sua versione peggiore, cioè quella dello scontro tra il berlusconismo e l'antiberlusconismo. È evidente che assumendo queste linee entrambi i due grandi partiti si va a riproporre non solo una campagna elettorale che sarà esattamente come quelle precedenti, al calor bianco, perché figuriamoci, è un film già visto, è durato 20 anni questo film, quindi non c'è nessuna speranza che possa esserci un tempo del film nuovo. Io penso che non sarà così, però rispetto alla tua opinione. Però io l'ho sentito dire per 20 anni che la nuova campagna elettorale non sarebbe stata così, e poi è sempre stata così. In tutti i casi l'operazione di risanamento e di rilancio del paese, che fa fatica lo stesso governo Monti a portare avanti, perché poi, come dire, io sono assolutamente d'accordo che debba essere difeso questo governo in quanto rappresentante di quella discontinuità. Chiedo scusa, ma però questo non toglie che si debba dire che alcune decisioni prese e alcune decisioni non prese del governo Monti
come dire, sono lì e deve essere discusso, perché sennò lo si mette in un tabernacolo e lo si santifica. Beh, allora a quel punto, se a quella discontinuità non viene data continuità anche dopo il 2013, lo sta dicendo lo stesso Monti quando dice: guardate che il giudizio delle agenzie di rating piuttosto che dei mercati attraverso lo spread non è tanto su quello che sta succedendo adesso o succederà di qui fino alla fine della legislatura, ma quello che succederà dopo, quello che sarà l'offerta politica, quello che sarà la campagna elettorale e quello che sarà il risultato di quella campagna elettorale, di quell'offerta politica nel 2013 e quindi la nuova legislatura. Allora, se l'idea è ritornare allo schema precedente semplicemente perché, avendo preso una sberla inferiore nelle amministrative a quella degli altri, il PD si illude di aver già vinto la cosa, francamente mi sembra che sia una contraddizione rispetto alle giuste difese che dal PD sono venute al governo. Posso intervenire? Sì, è prenotato, diciamo così, il presidente Buttiglione, poi... Il nocciolo della questione, l'ha detto molto bene Cisnetto, è che per 20 anni, 18 anni, il Paese è stato drogato. La droga si chiama Berlusconi, la droga si chiama processi e tribunali, la droga si chiama televisione. La politica si è divisa su queste cose. Di cosa ha discusso l'Italia? Di processi, di televisione e di Berlusconi. Mentre bisognava discutere di posti di lavoro, di competitività di sistema, di collocazione dell'Italia nel mercato mondiale e di Europa. Con Monti noi abbiamo cominciato a parlare di cose serie. Il grande pericolo qual è? Che adesso si ripropone il vecchio bipolarismo e allora ci si dividerà di nuovo su Berlusconi e si eleggerà un Parlamento il quale avrà le idee chiarissime da un lato o dall'altro su Berlusconi, sulla televisione e sui processi. E non avrà nessuna idea chiara su tutto il resto, cioè su quello che riguarda il pane e il futuro degli italiani. Qui mi permetto un filo di differenziazione rispetto a Cisnetto. Noi non abbiamo bisogno di una troica. La solidarietà di cui l'Italia ha bisogno è un altro tipo Non ho detto di che abbiamo solidarietà. bisogno, ho detto che rischiamo. Rischiamo. Allora, l'Italia non ha bisogno di una troica. L'Italia ha bisogno soltanto di una cosa, che davanti a un dato speculativo ci sia una solidarietà degli altri paesi, perché chi compra titoli di Stato italiani oggi fa un buon investimento, guadagna ottimi interessi e avrà pagato il capitale puntualmente alla scadenza, bisogna dirlo perché qualcuno lo mette in dubbio. E comprare titoli italiani è un buon affare. Se con i soldi garantiti anche dalla signora Merkel la Banca Centrale Europea comprasse titoli italiani, farebbe un buon affare e non danneggerebbe i contribuenti tedeschi. Questa è la grande differenza fra l'Italia e altri paesi, i quali hanno bisogno invece di sostegno, non contro la speculazione, di sostegno perché sono in difficoltà nel finanziare e pagare il proprio debito. Secondo, siamo nel pieno dell'emergenza economica finanziaria? No, il governo Monti ha preso alcune decisioni che sono decisioni giuste e che ci portano fuori dalla emergenza. Qual è il vero rischio? Sono decisioni che fanno male. E allora il rischio è che vengano revocate o ammorbidite o messe da parte prima ancora di essere state eseguite, perché queste decisioni ottengano effetti, ci vogliono 18 mesi, saranno 18 mesi duri, ci sono le crisi aziendali, ma il problema italiano qual è? Che molti lavoratori italiani fanno cose che i mercati non comprano. Questi lavoratori italiani devono smettere di fare quelle cose, quindi devono uscire da quelle aziende, devono essere assunti da altre aziende che facciano altre cose. C'è una ristrutturazione del sistema che va fatta. Ci vuole una buona legge complicata e faticosa del lavoro, quella che c'è stata. Certo, è stressante, perché chi perde il lavoro finché non l'ha ritrovato vive col patema d'animo. Volete che non lo capisca io? Certo che lo capisco. È un'esperienza che tutte le famiglie hanno fatto, però è un'esperienza inevitabile, dobbiamo accompagnarla, non possiamo evitarla. Il rischio è che arrivi qualcuno che dice, con un tocco di bacchetta magica, revocando le riforme precedenti, io vi permetto di evitare questa fatica. Non è possibile. La conseguenza sarebbe l'inflazione, il dimezzamento dei salari, il dimezzamento dei risparmi, la rovina del futuro. Deve fare ancora qualcosa il governo Monti? Sì. Io credo, Cisnetto, che noi dovremmo ragionare seriamente di un'operazione di finanza straordinaria volta a abbattere drammaticamente il debito. Ma non possiamo farlo se intanto facciamo marcia indietro su quello che abbiamo già fatto. Questa è una cosa che si fa nel momento in cui all'alba, quando la notte ormai sta finendo, al momento prima dell'alba devi fare un'operazione così e devi cominciare a ragionarne
già da adesso. Io l'avrei fatta il 14 novembre, ma Comunque si può discutere di questo. Ma in Ora, che termini, per esempio, non basta la una- dismissione dei beni, quello è un avvio? potrebbe, dipende come la fai, e potrebbero esserci anche altre misure di finanza quella straordinaria di Grilli è troppo timida. da bisogna fare al qualcosa di momento più. giusto e nel modo giusto. Di questo bisogna parlare anche in campagna elettorale, non di televisione, non di tribunali, con tutto il rispetto per la giustizia, ma certo, siamo tutti uniti, la lotta alla mafia, assolutamente. Ma a parte questo, i temi veri non sono la televisione. No, però non è sarà Berlusconi. difficile andare in campagna elettorale e parlare invece di patrimoniale, licenziamenti. Bisogna parlare, ma la Vi realtà aspettiamo, è questa. Non è a voi, un'altra. perché vedremo Allora, se ci vuole una avrete... classe politica che ha il coraggio di dire la verità al paese. Io sono un grande amico di Helmut Kohl, ma ho Potresti una grande stima cominciare- anche di Schröder in Germania. Perché? Schröder ha detto la verità ai tedeschi, ha perso le elezioni. Per dire la verità ai tedeschi ha perso le elezioni, ma i tedeschi alla fine hanno capito, hanno fatto la grande coalizione, hanno fatto le riforme difficili che servivano per salvare la Germania e l'hanno salvata. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Allora, Gomez, perché poi Galan, come ciliegina, lei ha esultato quando è tornato Berlusconi e quindi poi, diciamo, arriviamo da lei. Prima Gomez, però. Riforme difficili e ristrutturazione, certamente avete ragione tutti, ma non tenete conto di un particolare che non è irrilevante e che emerge da tutte le analisi delle agenzie di rating internazionali. Quando si parla di rischio politico si parla anche di un'altra cosa, del fatto che costruire una strada in questo paese costa mediamente il 30% più che in Germania. E questo non solo per questioni burocratiche, ma perché in questo paese si ruba. Del fatto che ha ragione Cisnetto che è inutile parlare, inutile, che secondo lui può essere poco interessante parlare di questioni che risalgono 20 anni fa, ma questioni che risalgono 20 anni fa spiegano perché alla clinica Santa Teresa di Bagheria, tenuta in mano da un prestanome di Provenzano, amico del presidente della regione Cuffaro, un ciclo completo di terapia antitumorale alla prostata costata ai contribuenti 130.000 euro, quando lo stesso ciclo in Lombardia ne costa 8.900. È per quello che saltano i conti, è per quella la rilevanza della presenza criminale in questo paese. Ma questo fa Cercare parte di del non programma. pensare, di non parlare di queste cose, questo è uno dei motivi per cui gli investitori esteri, e ve lo dice uno che ha il doppio passaporto, quando guardano all'Italia pensano a una classe politica corrotta, inefficiente e permeata dalla mafia. Questi problemi vanno affrontati con grande coalizione o piccola coalizione. È ovvio che questa classe politica al momento non è in grado di esprimere un piano B rispetto a Monti. Monti è a livello internazionale l'uomo che ha la più grande credibilità rispetto ai leader che abbiamo in campo in questo momento. Però forse è anche il momento di chiedersi, visto che la ricetta non ha funzionato fino adesso, non solo per colpa sua, perché non avevamo calcolato la Spagna, che ha le banche che stanno andando sotto e non è detto che riusciranno a essere sostenute con i finanziamenti che stanno arrivando dall'Unione Europea, c'è anche da chiedersi se non sono a questo punto da rivedere delle cose come sta accadendo in Francia. Alta velocità, al di là della polemica sull'alta velocità, un investimento che darà un ritorno a questo paese fra 10 o 15 anni. È ancora una buona idea o è meglio prendere quei 6 miliardi e investirla nell'alta velocità, l'altra alta velocità, per avere finalmente un internet ultra veloce in questo paese che può dare un ritorno dal punto di vista industriale nel giro di 2 anni e 2 anni e mezzo? Buttiglione parla dei nostri titoli di Stato, io spero che sia così, diciamo che le agenzie di rating non la pensano nella stessa maniera, gli investitori esteri non comprano più i nostri titoli che sono quasi tutti in Italia, però questo potrebbe anche, tutti, una gran parte nelle banche italiane in mano a investitori italiani, potrebbe anche non essere una cosa negativa, c'è uno studio della Duke University pubblicato dal Financial Times che dice che noi siamo in condizioni di ristrutturare il nostro debito in maniera molto più indolore rispetto alla Grecia e agli altri paesi, che non vuol dire pagare i titoli al 70% come in Grecia, ma dire semplicemente che i bot che schiadono a 10 anni continuano a maturare interessi ma vengono liquidati dopo 15. Insomma, bisognerebbe discutere di queste cose, ma prima di tutto bisognerebbe discutere di come è stato depredato dalla classe dirigente questo paese e trovare una soluzione. La legge anticorruzione, quando è che la approvate o approverete prima la legge sulle intercettazioni? Qual è la priorità di questo paese? La corruzione o, ammesso e non concesso che esista, questo problema legato alla privacy? Arrivo, però una cosa, siccome a Galan ho chiesto di Dell'Utri, su Formigoni lei mi fa una battuta a Buttiglione?
su Formigoni, io Oggi credo... in prima pagina abbiamo sul Fatto Quotidiano, il quotidiano sul cui scrive Gomez, questa 9 milioni di euro, i soldi di Daccò a Formigoni, un'inchiesta che va avanti sulla sanità lombarda da un po'. Io non ho ancora capito se Formigoni è indagato o no. Non do un giudizio su questo, do un giudizio politico. Io credo che il modo in cui Formigoni ha governato questa complessa vicenda è un modo sbagliato e che la fase politica di Berlusconi sia chiaramente esaurita. Formigoni. Di Formigoni sia chiaramente esaurita. Voleva dire tutte e due. Ho detto Berlusconi? Sì. Beh, È un lo sogno, stesso. proprio non riescono a liberarsi. Vabbè, è stato un errore, ma è chiaramente esaurita. Qui c'è un giudizio politico, io non voglio entrare sulla vicenda della magistratura. Dico però anche una cosa, attenti, il modello di collaborazione pubblico-privato realizzato in Lombardia è un modello che ha funzionato. Sarebbe sbagliato buttarlo via. Allora, quindi il sistema funzionava, era valido, c'è stato un comportamento. Come sempre accade nel passato, ci sono cose buone e cose cattive. Non buttiamo le cose buone insieme con le cose cattive. La Lombardia ha bisogno di aprire una fase nuova. Galan, arriviamo da lei e ci dice un po' perché... Commissariamento no, ma se Formigoni desse le dimissioni e si rinnovasse rapidamente la Regione Lombardia, sarebbe una buona cosa. Ah, quindi lei chiede proprio le dimissioni di Formigoni, mi sembra una notizia io invece importante. Proprio un flash, prego. Formigoni non si dimetta perché oltre a tutto questo e a un'indagine che forse ci sarà, Formigoni ha dato un esempio correttissimo di amministrazione e di governo di una regione come la Lombardia e soprattutto sul sistema sanitario ha realizzato il miglior sistema di assistenza sociosanitaria d'Italia, solo di pochissimo inferiore a quello del Veneto. Vengo alle altre cose rapidamente e dico alla sinistra che è angosciata dal ritorno di Berlusconi. Beh, anche qualcuno dentro il PDL, ma hanno ragione perché cambia qualche cosa. La politica si fa con chi c'è, non con chi si vorrebbe che ci fosse. E quindi se gli italiani, ai quali è stato concesso di scegliere solo il partito ormai, perché i candidati sappiamo come vengono messi in lista, scelgono Berlusconi, adattatevi. E siccome questa battaglia ad personam condotta con non è che vi abbia portato gran fortuna, provate a cambiare un po' gli argomenti e a parlare di lavoro, di riforme, cominciando dalla legge elettorale, perché nessuno ricorda che questa legge elettorale non è nata in Toscana, per carità, con l'assenso immediato dei miei, ma è nata in Toscana. Ecco, e anche di Vannino Chiti. Quindi sono stati i toscani a proporla in Parlamento. Con grande successo, perché questa legge a chi fa le liste consente tutto e più di tutto. Abbiamo 18 toscani. E voglio dare un giudizio sul governo Monti. Qui nessuno vuole disfare quello che è stato fatto nel passato. Io parlo a titolo personale, visto che non siedo in Parlamento, quindi posso permettermi questo lusso. Io da Monti mi aspettavo di più. E quando mi aspettavo riforme, e quando ha fatto la riforma delle pensioni, non perfetta per carità, con tanti problemi, mi sono tolto il cappello. Un coraggio che la politica non aveva avuto. Ma dopo non ha più proseguito sulla strada delle riforme, ha continuato a fare manovre e utilizzando i metodi classici, quelli di Visco e quelli di Tremonti. Più tasse, più spesa pubblica quindi, non riforme in senso liberale, insomma lo dico. Quella sul lavoro a lei non è piaciuta, insomma. Ma è modesta, creerà una grande fortuna solo fra gli avvocati e giuslavoristi, ai quali purtroppo non sono iscritto. Aumenterà il contenzioso, ma ci si poteva aspettare di più da un governo che non ha il problema del consenso. Ecco, questo io dico, più coraggio con le riforme. Mi fa una battuta poi invece sul rapporto, il doppio binario con la Lega? Io credo che le alleanze... Ieri Berlusconi ha incontrato Calderoli e Maroni. Insomma, in politica, rapporti che non sono al massimo. Rapporti Maroni che ha non detto sono io al voglio massimo, parlare, parlo con ma Alfano. Sono molti migliori di quelli che c'erano nel 96-97. No? Abbiamo 20 secondi. Molto migliori. E quindi in politica può succedere tutto. Chiaramente molto dipende dalla legge elettorale. Ma se una legge elettorale impone i blocchi... io non ho diciamo mai... che ieri al Senato è andato avanti un esperimento di ritorno di alleanza. Ma io non ho mai visto nessuno che vuole suicidarsi e va alle elezioni per perdere, no? Ecco, e quindi le alleanze si faranno, il blocco sociale è lo stesso, i motivi allora? sono forti dell'Unione.
Ringrazio i miei ospiti, Omnibus si conclude qui, adesso dopo la sigla ricordo Coffee Break e allora a tutti buona giornata, buon proseguimento.